Il ciclismo è passione, non esistono altri eventi dove milioni di persone senza pagare un biglietto possono fruire di questo spettacolo. Uno spettacolo garantito anche quest'anno, quello del Giro d'Italia, che toccherà il Veneto ben 3 volte. La carovana arriverà in regione il 21 maggio con la Ravenna-Verona, poi sabato 22 con la Cittadella Montezoncolan, prima delle tappe di alta montagna del secondo fine settimana. Qui la Marca ritornerà a essere assoluta protagonista dopo la tappa del Vino Conegliano Valdobbiadene dell'ottobre 2020. Ci sarà questa partenza da Cittadella per arrivare poi allo Zoncolan, ma che farà tutta la dorsale, quella di Volpago, del Montello. Usciranno poi ad Arcade per andare verso lo Zoncolan, che è un altro arrivo molto temuto. Seguirà la più conciliante Grado Gorizia, poi lunedì si torna a faticare con l'attesissimo tappone dolomitico, la Sacile Cortina con i corridori chiamati ad affrontare come prima prova il Cansiglio attraverso il passo della Crosetta da Vittorio Veneto. L'hanno definita la tappa regina, proprio perché con 5.700 metri di dislivello e 212 km di lunghezza, facendo il Cansiglio, il Fedaia, la Marmolada, il Pordoi, il Giau, devo dire che solo a nominarli fanno paura. Sport e territorio, un connubio che si rinnova nell'anno in cui la maglia rosa compie 90 anni, anniversario che si spera porti bene all'economia provata dal Covid. I grandi eventi sono una leva di marketing per fare promozione turistica e questo è un momento molto importante perché non dimentichiamoci che Cortina viene da un anno e mezzo praticamente di chiusura degli impianti.